Edizione 2019 di Fit Walking per la Vita, si ritorna nello scenario naturale del parco, io lo chiamo così, di Balai, quindi Porto Torres protagonista, ma i veri protagonisti sono gli organizzatori dell'MSP Italia, nella fattispecie Walter Falchi, che risalutiamo. Benvenuti nuovamente a queste che sono le cose belle del Fit Walking. Perché? Perché quest'anno si spera realmente di battere quel famoso record di 1500 partecipazioni. Ne abbiamo parlato con Lidia Russu, ne abbiamo parlato con il nostro mentore per quanto riguarda la Scuola Sarda del Cammino, Mauro Pirino, però voi come organizzatori ho visto che siete ancora in piena fibrillazione. Walter. Sì, ormai arrivati alla sesta edizione, sicuramente è una manifestazione che in questi 6 anni è cresciuta molto. Il record è importante, ma quello che è importante è lo scopo della manifestazione, che unisce ovviamente, oltre a quello che è il nostro scopo istituzionale, cioè lo sport e il benessere, alla beneficenza. Con i due partner organizzativi ormai da anni, appunto Mauro Pirino e Lidia Russu, abbiamo coltivato anche quest'anno la partecipazione di più di 20 associazioni umanitarie. Questa è, diciamo così, il metro del fatto che questa manifestazione si sta ingrandendo di anno in anno. Contiamo di superarlo questo record dei 1500 persone. Anche perché poi alla fine diciamo che l'obiettivo comune è quello di far star bene le persone, lo si fa tramite la camminata, saranno 5 chilometri da svilupparsi in un circuito cittadino che però hanno l'inizio e la fine in quello scenario davvero particolarissimo che è Balai. Si è parlato di un villaggio per quanto riguarda le associazioni, ci sarà davvero da godere di tutte le bellezze non solo del territorio ma soprattutto della coesistenza di tante persone che realmente in quella mattinata lì riusciranno a esprimersi al meglio. Walter. Sì, ovviamente approfittiamo dell'occasione per ringraziare il Comune di Porto Torres che ci ha dato una mano. Quest'anno la manifestazione ormai è diventata un po' itinerante, nel senso che dopo essere stati l'anno scorso a Sorso col Comune che ci ha trattato ottimamente, ci mancherebbe, quest'anno siamo ritornati a Porto Torres in uno scenario bellissimo a Balai. Proprio lì lascerà proprio un villaggetto per la manifestazione che accoglierà non soltanto le associazioni ma tutti quelli che vorranno camminare, perché la cosa bella di questa manifestazione è che è veramente aperta a tutti, cioè possono partecipare a questa manifestazione sia gli sportivi che i non sportivi. Quindi non abbiamo premi, questo lo diciamo subito, non è competitiva, nel senso, Walter, che tutti avranno la possibilità di arrivare insieme al traguardo, perché no? Perché non ci sarà una classifica, ma ci sarà tanto convivio, tanta solidarietà soprattutto. Sì, assolutamente, non è una manifestazione agonistica, è una manifestazione dove i premi ci saranno, ma sono banalmente a estrazione, quindi può essere estratto per assurdo l'ultimo arrivato piuttosto che il primo, è proprio lo spirito della manifestazione.